Capire che cos'è la mafia significa costruire delle valide barriere antimafia. Conoscere le mafie per saperle combattere. 10ª regione italiana per numero di beni confiscati, 5ª per numero di operazioni finanziarie sospette, il Veneto, sebbene non sia una terra di mafia, ha dimostrato comunque di essere una terra di interesse per le mafie. In realtà il modello della corruzione e il modello della mafia, cioè il modello della non legalità nella gestione dell'economia, perché questo poi è il tema, non ha, come dire, territori, no? Anzi, in una fase di crisi economica prende soprattutto i territori che una volta erano i territori ricchi. Necessario tenere alta la soglia di attenzione nello svolgimento di qualsiasi pratica pubblica o privata. Per questo oggi a Palazzo Rinaldi l'ANCI ha organizzato un convegno dal titolo Conoscere le mafie, costruire la legalità, verso un impegno prezioso da parte di cittadini e amministratori. Cittadini, istituzioni, associazioni possono fare molto per allertare appunto gli organi di indagine, la magistratura e tutti coloro che appunto sono poi impegnati effettivamente nelle indagini, nel vedere dei segnali rispetto a piccole aziende, rispetto appunto parte con gesti molto semplici. A cittadini e istituzioni è diretto il provocatorio invito arrivato oggi dal procuratore Russo, cioè quello di avere paura, quella però utile per reagire. La paura buona è quella che ti stimola tutti i sensi, quella che ti induce ad aprire le orecchie e gli occhi e a cogliere i segnali, a non far finta di non sapere.